In un momento di grave congiuntura, per sostenere l'economia reale del Paese e favorire la ripresa e il ritorno alla crescita, il gruppo bancario Unicredit, al momento uno dei più solidi nel panorama europeo, stanzia 2 miliardi di euro per la Sicilia. Il progetto, presentato ieri nella sede della Camera di Commercio di Agrigento, costituisce la declinazione regionale del più ampio progetto Unicredit per l'Italia. Ambizioso programma presentato ieri dal responsabile del territorio Sicilia di Unicredit, Roberto Bertola. È un grosso investimento per la nascita di nuove imprese. Noi abbiamo purtroppo in Sicilia un dato che ci è non coerente con la popolazione che abbiamo in Sicilia. In Sicilia abbiamo l'8,4% della popolazione nazionale, abbiamo il 7,6% delle imprese. L'altra cosa che vorremmo fare e rafforzare le imprese, quelle esistenti, perché sono piccole. Allora attraverso un progetto che è quella della rete d'impresa, che è un progetto che ci vede anche con finanziamenti a tassi agevolati, anche con rating, si parla spesso migliorativi per chi fa rete d'impresa, quello. Terzo, accompagnare le imprese all'estero. Supportare con azioni concrete i piani di crescita delle imprese e incentivare l'export sono gli ingredienti, dichiara il direttore Network Sicilia, per creare nuove opportunità di crescita per il territorio. Il piano è strutturato su due pilastri fondamentali. Uno è l'erogazione di nuova finanza, che è sempre molto importante per le eccellenze del territorio e per le imprese che possono creare sviluppo e crescita per il territorio. Si tratta di 2 miliardi in un piano triennale, quindi 2012-2015, che è articolato e declinato su 3 punti fondamentali. Uno, supportare la patrimonializzazione, quindi la ricapitalizzazione delle nostre imprese. 2, agevolare lo smobilizzo dei crediti e quindi liberare circolante delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. 3, aiutare delle imprese a innovare. Un piano di sviluppo territoriale, quello di Unicredit, che coinvolge con 3 progetti anche la provincia di Agrigento. Le 3 iniziative sono tutte in forma di aggregazione di impresa e sono essenzialmente quella dei centri commerciali naturali, che già nella nostra provincia ce ne sono costituiti ben 19. E che vuole essere una forma di aggregazione di impresa all'interno dei centri storici, in qualche modo per competere con i centri commerciali artificiali sorti nelle province. Poi vi è quella del consorzio DOP dell'arancia bionda di Ribera, la Riberella, e poi la terza iniziativa è quella del consorzio Ecodomus di Licata, che si ripromette attraverso le 32 aziende che hanno aderito al consorzio di investire in innovazione e in ricerca nel settore della bioedilizia sostenibile.